Amici bellini, no, rido per una serie di motivi, ma voi non vi preoccupate, noi dobbiamo fare l'approfondimento sulla conferenza pre-gara perché ci sono state domande interessantissime. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Benvenuto Rio Bull 83, quindi probabilmente sei della classe di ferro 1983, voglio immaginare, la classe mia. Benvenutissimo, bentornati a tutti i vecchi iscritti. Abbiamo tolto il condizionatore che era pure brutto dalla dietro perché comincia a far freschetto a New York. Iscrivetevi al canale, cliccate pure sulla campanella se vi capita, perché poi potrete trovare già il promemoria della live che andiamo a fare stasera, e perché dobbiamo parlare di una serie di cose, gli infortunati, la partita, il turnover. Non parliamo di turnover, e poi più tardi, adesso non so i fusi orari, le cose, dovrei essere anche ospite a Kiss Napoli da Marcello Calvano, quindi seguite tutto il seguibile perché altrimenti vi perdete qualcosa. Conferenza di pre-partita, ovviamente c'è Zielinski in prima fila perché ci troviamo nella sua patria, e Spalletti, uno Spalletti molto sereno, anche gioviale, anche, come posso dire, insomma veramente stava sereno e voleva farsela in maniera serena. Anche certe domande che non gli sono piaciute tantissimo le ha affrontate con una certa dolcezza, e si vede anche da quel piccolo siparietto, dato che cominciano sempre le domande al giocatore, poi dopo il giocatore abbiamo finito, me ne va, se ne stava andando, ma Spalletti lo ferma proprio, dice: non vuoi rimanere con me? Dice proprio: non ci vuoi stare vicino a me, così mi dai una mano, e se lo abbraccia e lo lascia lì, se lo lascia lì. Anche perché poi, ragazzi, questa è una cosa che non dico al Napoli, probabilmente capita anche nelle altre squadre, non lo so, io non seguo tutte le conferenze pre-partita o post-partita di tutte le squadre del mondo, però una richiesta che mi viene spontanea dal cuore, io capisco, è difficile, però quando si chiamano dei traduttori simultanei, tu devi sapere benissimo, ovviamente una delle lingue sarà lingua madre. Immagina che la signora magari è polacca e conosce anche l'italiano, ed è giusto, o viceversa, la signora è italiana e conosce il polacco, e va benissimo, perché tradurre all'istante, ricordarsi tutte le cose è difficile. Io lo faccio con l'inglese in maniera immediata perché devi pensare in due lingue molto spesso, però servirebbe qualcuno che un minimo, ma proprio un minimo sappia l'argomento di cui... Ora è chiaro che uno che viene chiamato a fare la cosa non può sapere, per esempio, se Mertens è sottopunta o attaccante. Qua andiamo proprio troppo nello specifico, però uno che conosca il calcio così, perché poi si va in difficoltà e si creano dei rallentamenti, no? Che già è lenta la conferenza di Spalletti, poi ci rallentiamo anche perché poi no, mi devi fare un sommario su Petagna, la solita cosa di Petania, che Petanie si dice, significa domanda in polacco, quindi si è detto Petagna per tutta la cosa. Ma questo significa voler vivere in un mondo perfetto, dove anche i traduttori simultanei che fanno la loro professione, quando si tratta di parlare di calcio, dovrebbero sapere anche di calcio, proprio per evitare la prima domanda che gli fanno a Spalletti: siete indeboliti? Non lo so se era stata posta così, quindi capitemi e capiamoci, e anche Spalletti deve capire che magari la domanda non era stata posta così. Ma andiamo per ordine. A Zielinski gli chiedono le solite cose, vabbè, in Polonia, bla bla bla, sono stato poche volte, è proprio vero, qualche problemino fisico all'inizio, ma adesso sto recuperando, soprattutto il gol mi ha fatto piacere, ma mi ha fatto piacere più per la vittoria della squadra. Questa è la frase fatta per eccellenza, proprio per eccellenza, quando noi sappiamo che poi ogni giocatore ha dei propri obiettivi che deve raggiungere, altrimenti si deprime e non riesce sempre a lavorare per la squadra. Troveremo un ambiente caldissimo, bla 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 bla. Altre domande sull'Eghia che ci interessano poco, però va bene. Poi quando si passa a Spalletti non siamo necessariamente indeboliti, siamo venuti qui per vincere, e quindi ci ricorda questa situazione delle seconde linee. Noi ragazzi siamo molto corti oggi
oggi, purtroppo tra infortuni, tra squalificati, tra giocatori tenuti a riposo per necessità o per precauzione, siamo cortissimi, e qualcuno si domanderà: ma forse era meglio portarsi qualcuno della primavera, anche magari per fare numero, ma comunque non avrebbero giocato, lo sai, non lo sai già. Comunque, quando si va a spiegare certe scelte di Spalletti per la formazione, scegliere uno piuttosto che un altro, lui ci dice una cosa molto seria e molto precisa: è una somma di valutazioni. Questo è quello che dobbiamo, quando noi ci chiediamo perché non ha fatto giocare a quel, secondo me doveva giocare quel, ed è giustissimo, è legittimo, però loro non scelgono semplicemente quello là che credono che sia migliore, ci sta una somma di valutazioni da fare. Una delle variabili è la possibilità di infortuni, un'altra delle variabili è l'avere altri calciatori che tu comunque non puoi mortificare mettendo sempre gli stessi, e poi devi anche pensare agli impegni precedenti e successivi. Quindi queste tre componenti il mister deve tenere ben presente con il suo staff, con i numeri a disposizione anche a livello scientifico, per tirare fuori quella che è la formazione titolare che noi vediamo, giudichiamo e diciamo però non si può, ne scelte così. Spalletti, come gli altri, come tutti gli allenatori al mondo, devono tenere presente queste cose. Mertens, lui ci dice, ha fatto una partita sotto al suo livello, e quindi io mi sto a quello che dice Spalletti, assolutamente. Io ho detto che comunque Mertens, è chiaro, non ha fatto la partita, non ho detto Mertens è stato il migliore in campo, però ho detto non ha giocato malissimo al punto da dover dire Mertens è un ex giocatore. Non credo che Spalletti abbia detto Mertens è un ex giocatore, ha giocato sotto al suo livello, ma cosa ci aggiunge? Senza voler attaccare Zielinski che è al suo fianco, ci dice: ma con uno Zielinski al meglio, che adesso ha ritrovato la forma migliore, tra virgolette aggiungo io, dopo il gol che è stato più vivace, con uno Zielinski ritrovato al meglio si riempivano quegli spazi che poi venivano lasciati. Insomma, vi ha detto semplicemente quello che vi ho detto io: quando Mertens si va a portare appresso giocatori e crea lo spazio, sono i trequartisti che sono venuti meno dove potevano fare meglio, ma poi si sono create anche le opportunità. Poi hai sbagliato l'ultimo passaggio, magari il tiro, quindi grazie Luciano, un'altra confermuccia me la tengo alla grande. Non dovete, e qua Lancia non risponde né a noi né ai giornalisti, parla con i suoi giocatori, non dovete preoccuparvi dei minuti non giocati, ma di cosa avete fatto in quelli giocati. E adesso avete l'opportunità, tutti, praticamente tutti dovranno giocare perché siamo cortissimi, scelte obbligate, di fare quello che dovete fare e mettermi in difficoltà la prossima volta nelle scelte. Straordinario. Quindi questa emergenza totale Spalletti la sta trasformando in un'opportunità per far dimostrare a quelli che possono essere considerati seconde linee, perché alla fine è così, di fare bene. Juan Jesus è resistente, è una belva, ci dice. Immagino che le domande non si sentivano bene, a livello tecnico era un po' complicato capirle, però ci dice è resistente, le può fare tutte e due. La domanda è ovvia, mi viene in mente, probabilmente deve giocare questa qui perché Mario Rui è squalificato e quindi probabilmente ce lo possiamo aspettare da terzino sinistro, poi sarà squalificato Koulibaly, quindi la può fare tutta, però ci dice magari ce le può fare entrambe, però magari non la farà tutta, dipende da come va la partita. E qua vi richiamo al video che ho fatto ieri dove ho detto nel caso ideale fai 2 gol e poi puoi mettere dentro Zanoli e puoi far riposare quelli che poi dovranno giocare anche domenica col Verona. Un as, domanda tattica, che bello, un as sottopunta o esterno, non ci dà una risposta esplicita Spalletti, ma ci fa capire una cosa dove se siete onesti intellettualmente, gli amici bellini lo sono, non c'è problema. Io vi ho sempre detto questo da agosto, da luglio, da giugno, probabilmente da luglio, era martedì, e vi ho sempre detto questo: è un giocatore offensivo che ha un piede straordinario, che ha il dribbling, cose, praticamente andatevi a rivedere gli altri video, ma le rincorse, se tu gliele chiedi, non ce le ha di suo. Un Politano lo fa più distinto normalmente, un Insigne lo fa distinto normalmente, lui se gli chiedi di fare queste rincorse poi si perde anche quella brillantezza in avanti.
Vi rendete conto? Vi rendete conto? E quindi noi dobbiamo tirare le somme e pensare che sotto punta è meglio perché ha meno rincorse da fare sulla fascia, quindi da esterno, e quindi da sottopunta, da seconda punta, insomma nella zona centrale meno rincorse, può dare fastidio agli avversari nella prima costruzione degli avversari, ma chiedergli di fare tutta la fascia te lo perdi un pochino, a meno che non lo utilizzi come jolly nei secondi tempi, allora lo può fare. I tifosi sono importanti come un as, dato che le domande sono banali, Spalletti riesce ancora una volta a dare una risposta che è diversa e che comunque è brillante, anche se dice i tifosi loro sono a punteggio pieno, noi no, noi l'abbiamo pareggiata una, loro invece sono sempre a punteggio pieno, e su cui Spalletti una mezza sbiorina, una mezza paraculata, perché noi io dai tifosi del Napoli mi aspetto qualcosina in più, lui non lo può dire, però va bene, andiamo avanti. Ci tenete? Ma non è che per caso ci tenete all'Europa League? Non lo so, non ci teniamo. La risposta di Spalletti è non ci teniamo. Non ce ne frega niente, l'Europa League è un fastidio. Non ci piace giocare di giovedì, non ci piace giocare con queste squadre schifose che sono solo delle trappole ma sono scarsi, e ai giocatori non gli piacciono le telecamere dell'Europa League, gli piacciono solo le telecamere della Champions League. Questa partita la voglio perdere. La risposta di Spalletti è chiara. Vogliamo perdere questa partita, vogliamo uscire dall'Europa League, non vogliamo andare nemmeno in Conference, che schifo, vogliamo solo concentrarci sul campionato perché vogliamo vincere lo scudetto. Questa è la risposta di Spalletti, proprio evidente, alla domanda ci tenete sul serio all'Europa League, e poi si chiude dicendo Meret gioca, e poi aggiunge, dopo la traduzione, aggiunge anche dell'altro proprio per non far andare via la domanda, dice Meret gioca perché è forte come Ospina, non perché l'Europa League è un'altra partita e questo è il turnover e adesso gioca Meret l'Europa League, perché è forte come Ospina e ci ripete il concetto che il portiere è l'unico ruolo dove tu non li puoi mettere tutti e due, quando invece davanti noi ce li ritroveremo tutti. È capace che ti ritrovi una partita dove hai Mertens e Petagna insieme, che possono essere considerati la riserva di Osimhen, ma te li puoi ritrovare insieme, ti puoi ritrovare insieme Lozano e Politano, è successo più di una volta, è chiaro. Quindi l'unico ruolo dove lui non lo può fare è Meret e Ospina, perché il portiere ne può giocare uno solo, e quindi ce lo ripete, e finché gli arriverà questa domanda sarà costretto a ripetere questa cosa. Signori miei, signore mie, noi ci vediamo tra poco live, quindi potete lasciare il like su questo video qua, potete andare già sul promemoria del like e lasciare i like preventivi, dopodiché parleremo di tutte queste cose. Ci sono anche altri argomenti che voglio mettere sul piatto, Osimhen e il suo rapporto con i media, con i social media, che pure è particolare, la questione degli stadi, dei tifosi, delle cose, alcune curve che vengono punite e altre no. Poi dobbiamo parlare di tutta una serie di cose con ospiti straordinari da New York. Valerio Fluido è tutto, alziamolo il livello. Io una cosa che devo dire, nella live su YouTube che ho visto e seguivo la chat durante la conferenza del Napoli, ho visto un livello alto di tifosi, vedo che i tifosi stanno salendo, chiedono e pretendono domande più interessanti. I tifosi, stiamo crescendo, sono veramente orgoglioso, penso che una fetta, la piccola oasi di tifosi che vogliono saperne di più e di meglio, stanno salendo. Vediamo se i giornalisti fanno lo stesso. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.